Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Continua il botta e risposta fra il presidente della regione e il sindaco di Cosenza sui finanziamenti per il centro storico della città. Oliverio incontra i giornalisti e ribadisce: i soldi ci sono, Occhiuto replica annuncio elettorale. La CGIL detta le condizioni perché la ZES diventi una grande opportunità per la Calabria, l'appello al governo nazionale e regionale. Una nuova frana ha interdetto al traffico la strada statale 107 Silana-Crotonese nei pressi di San Fili. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per rimuovere degli arbusti che avevano invaso la carreggiata in entrambe le direzioni. Sul posto anche personale dell'ANAS e polizia stradale. 74 kg di cocaina purissima intercettata dai finanzieri nel porto di Gioia Tauro. La droga era nascosta all'interno di un container, avrebbe fruttato 14 milioni di euro. 2 palazzi e una strada a rischio crollo sono stati sequestrati dai carabinieri forestali a Petilia Policastro in esecuzione di un provvedimento del Tribunale del Riesame di Crotone. Denunciato dai carabinieri di Cessaniti, un postino di una società privata di Vibo aveva nascosto 17.000 lettere nel congelatore di casa. Si tratta di posta mai recapitata. La polizia di Rossano ha sgominato una banda composta da cittadini provenienti dai paesi dell'est Europa, responsabili di numerosi furti e scippi consumati in città. Spicca il derby fra Rende e Catanzaro nella domenica del calcio calabrese di Serie C. Il Cosenza farà visita alla Casertana, mentre la Regina ospiterà al Granillo il Trapani. Buonasera dalla redazione di Teleeuropa Network e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura parliamo della querelle fra Regione e Comune di Cosenza sui finanziamenti destinati al centro storico della città dei Bruzzi. Oggi una conferenza stampa del governatore che ha ribadito che le risorse disponibili ammonterebbero a 90 milioni di euro, mentre per il primo cittadino di Cosenza è solo propaganda. Il servizio è del nostro direttore Attilio Sabato. Ma questi benedetti fondi per il centro storico di Cosenza ci sono o non ci sono? Oliverio ne è certo, tant'è che per ribadire che il governo stanzierà il 28 febbraio prossimo la cifra promessa ha indetto perfino una conferenza stampa. Al MEBAC sono stati assegnati 750 milioni di euro e di questi 750 milioni di euro 360 sono stati destinati ai centri storici di 4 città del Mezzogiorno: Napoli, Taranto, Palermo e Cosenza. Soldi subito e disponibili, quindi, ribadisce il Presidente della Regione. Problema chiarito? Dubbi sgombrati? Manco per idea, perché per il sindaco di Cosenza Occhiuto si tratta di un annuncio da campagna elettorale, quindi fine a se stesso. A pochi giorni dalle elezioni mi sembra un annuncio elettorale, cui la Regione ci ha abituati in questi anni, quello di fare riferimento ad un finanziamento che sarà oggetto, diciamo, di deliberazione successiva da parte di un governo che presumibilmente non sarà più quello di adesso. Quindi noi ovviamente auspichiamo che ci siano più finanziamenti possibili, ma per il momento abbiamo verificato che questo negli anni non è avvenuto. Annuncio da campagna elettorale? Giammai. Oliverio qui si indigna. Non vedo questa ostinazione del sindaco di Cosenza e del vice sindaco, l'onorevole Santelli, a negare l'evidenza e a parlare di strumentalizzazioni elettorali. Semmai è proprio questa ostinazione a negare i fatti la strumentalizzazione elettorale. Finita qui? No, perché il primo cittadino di Cosenza immette nella diatriba altro elemento di riflessione. Eccolo. Non vedo come si possa annunciare qualcosa che poi sarà comunque portata avanti e strutturata dagli altri che verranno poi. Insomma, un dato è certo, i due non si amano. E a Catanzaro adesso per l'incontro promosso dalla CGIL su ZES e infrastrutture. Per creare lavoro di qualità e sviluppo è necessario, sottolinea il sindacato, coinvolgere le parti sociali e gli enti locali. Vediamo.
La zona economica speciale può essere un volano per lo sviluppo della nostra regione, ma bisogna lavorare sulla dotazione infrastrutturale per recuperare i ritardi storici e colmare il gap che esiste rispetto al resto del paese. Lo sottolinea la CGIL, che a Catanzaro ha promosso un incontro nel corso del quale sono stati affrontati vari temi, dal patto per la Calabria ai diversi accordi di programma quadro, al piano di trasporti fino alla ZES, tutti connessi al mondo infrastrutturale. L'obiettivo è quello di creare lavoro di qualità per uno sviluppo sostenibile. Riteniamo che in questa fase, in questo momento, c'è un contesto favorevole, ci sono risorse, ci sono strumenti che, se utilizzati, possono realizzare e promuovere occupazione, crescita e sviluppo produttivo. Il sindacato dunque ha chiesto un confronto permanente con i vari livelli di governo sulla cantierizzazione di tutte le infrastrutture materiali e immateriali previste nel nostro territorio. Secondo noi c'è un rallentamento nell'utilizzo adeguato e proficuo di queste risorse e di questi strumenti, e per questa ragione questa sera abbiamo messo insieme i diversi livelli di responsabilità politiche, che sono dal Comune, la Provincia e la Regione Calabria, per decidere operativamente cosa fare per utilizzare al meglio le risorse che sono già disponibili. Partecipazione, pianificazione attenta e investimenti per lo sviluppo dunque sono le chiavi per garantire possibilità di successo alla zona economica speciale. E a proposito di infrastrutture, è stata riaperta al traffico con senso unico alternato la SS 107 Silana Crotonese, che a causa di uno smottamento provocato dalla caduta di alcuni alberi sulla carreggiata è stata chiusa al transito per alcune ore. La seconda frana in poche settimane, che provoca diversi disagi lungo questa arteria viaria. Sentiamo il nostro servizio. Sono al lavoro i vigili del fuoco sulla statale 107 Silana Crotonese al chilometro 13 per liberare la carreggiata dagli arbusti che hanno invaso completamente le due corsie di marcia a causa di uno smottamento. Siamo in prossimità del comune di San Fili e proprio su questa strada un'altra frana, avvenuta a distanza di poco più di una settimana, per giorni ha interdetto l'arteria viaria al transito dei veicoli, provocando non pochi disagi, visto che, lo ricordiamo, anche il tratto ferroviario sulla Cosenza Paola è purtroppo chiuso da diverso tempo. Ma tornando alla frana di oggi, il terreno forse reso viscido dalle piogge che incessantemente stanno cadendo da ore nel nostro territorio o gli incendi boschivi di questa estate hanno reso franoso il terreno, che è scivolato giù a valle portando con sé tutto quello che ha trovato sulla sua strada. Ecco perché gli alberi hanno invaso completamente la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Solo l'intervento di alcune squadre dell'ANAS, oltre ai vigili del fuoco che hanno lavorato per ore, sta permettendo il ripristino della viabilità. Ma come dicevamo, hanno dovuto lavorare a lungo, provvedendo al taglio degli arbusti per poi ripulire il manto stradale e mettere in sicurezza il costone, affinché con l'arrivo di ulteriori temporali non scivolino giù altri detriti. La Protezione Civile fa sapere che, attraverso informazioni ricevute dal personale dell'ANAS che è intervenuto sul posto, sul costone in frana sono presenti diversi alberi di alto fusto che potrebbero interessare la sede stradale. Per evitare che ciò accada è intervenuta un'impresa specializzata per completare la fase di rimozione degli alberi caduti su sede stradale, procedendo alla successiva apertura della corsia di valle con senso unico alternato, d'intesa con Polizia Stradale di Cosenza, presente con le proprie pattuglie. Ma non solo, sino al superamento della fase di criticità anche il personale dell'ANAS sarà presente in presidio fisso per monitorare a vista l'evoluzione dell'evento. Notevoli disagi per gli automobilisti e per i pullman, costretti ad attivarsi attraverso le strade secondarie per raggiungere la costa tirrenica. Ma non è l'unico tratto interessato da chiusure in queste ore, perché anche la statale 18 Tirrenia Inferiore è rimasta temporaneamente chiusa nella mattinata sino al primo pomeriggio in provincia di Vibo Valentia, fra le uscite di Candidoni e San Calogero, a causa di alcuni allagamenti del piano viabile dovuti alle avverse condizioni meteorologiche. Ora tutto è tornato alla normalità, ma si segnalano comunque possibili rallentamenti.
Adesso la cronaca con una notizia che arriva dal Cosentino, in particolare da Amendolara, dove un atto vandalico è stato compiuto contro l'azienda Costa dei Greci nel comune di Amendolara, di proprietà dell'imprenditore Marzio Blaiotta, dirigente di Coldiretti e presidente del consorzio di bonifica di Trebisacce dell'Ambi Calabria, che ha subito un atto vandalico. Ignoti avrebbero tagliato 200 piante di albicocche e distrutto l'impianto di irrigazione. Ancora la cronaca. 74 kg di cocaina purissima è stata intercettata dai finanzieri nel porto di Gioia Tauro. La droga era nascosta all'interno di un container e avrebbe fruttato ben 14 milioni di euro. Sentiamo. Ennesimo sequestro di un'ingente quantità di sostanza stupefacente nel porto di Gioia Tauro. Si tratta di cocaina purissima, individuata dagli uomini della Guardia di Finanza insieme ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane. La cocaina sequestrata, suddivisa in 65 panetti per un totale di 74 kg, avrebbe fruttato, con la vendita al dettaglio, oltre 14 milioni di euro. La coca era all'interno di un container vuoto. Lo scalo gioiese da anni è divenuto punto di riferimento non solo per il trashipment legale di merci, ma anche per quello illegale di sostanze stupefacenti di ogni genere, e nonostante i sequestri ingenti delle forze di polizia, i traffici illeciti della criminalità organizzata continuano senza sosta. L'intreccio dell''ndrangheta con altre realtà criminali internazionali ha portato lo scalo gioiese ad essere crocevia di un business infinito illegale. Nel solo 2017 vi è stata una serie record di sequestri che ha consentito di sottrarre alla disponibilità della criminalità organizzata e alle piazze di spaccio un quantitativo poco inferiore alle 2 tonnellate di polvere bianca purissima. Le attività di indagine ed il continuo monitoraggio dei traffici di merci provenienti dalle aree ritenute a rischio per il traffico di droga hanno consentito ai finanzieri e al personale delle dogane di mettere a segno il primo rilevante sequestro del 2018 nello scalo gioiese. Ma ciò significa che i traffici illeciti continuano e se tanta droga viene sequestrata, altrettanta entra nel mercato calabrese e italiano dalla porta di Gioia Tauro. Il sequestro è stato eseguito attraverso una serie di incroci documentali e successivi controlli di container sospetti compiuti anche con le unità cinofile della Guardia di Finanza. Ancora alla cronaca, torniamo ad occuparci della strage di Carnevale a Rende, perché per il momento l'unica certezza è che nessun estraneo è entrato nella villetta di Via Malta dove la famiglia Giordano è stata sterminata. Rosalba Baldino, sentiamo. C'è una sola certezza nella strage di Carnevale, assoluta e tecnica, la definiscono gli esperti, nessun dubbio sull'autore della mattanza nella casa di Via Malta a Rende. È stato Salvatore Giordano, il capofamiglia, a uccidere la moglie Franca, i figli Cristiana e Giovanni. Nessun estraneo al nucleo familiare è entrato nella villetta quella maledetta notte. A confermare l'ipotesi della prima ora sono stati gli accertamenti effettuati dalle forze dell'ordine, i sopralluoghi degli esperti e l'esito delle autopsie. Sul corpo di Salvatore Giordano non sono state trovate ferite, al contrario sui cadaveri dei congiunti i segni dei tentativi estremi di difesa. A raccontarlo agli investigatori le lesioni presenti sulle braccia e sulle mani, la più colpita è stata la ragazza. Anche i colpi esplosi da 2 pistole diverse, una Magnum 357 e una calibro 765, raccontano la stessa storia. L'ultimo colpo l'uomo lo ha riservato a se stesso sparandosi sotto il mento. Da quale stanza della casa è cominciata l'ultima notte della famiglia Giordano? Al momento non è dato saperlo. L'ultima ispezione nei giorni scorsi, quando ad analizzare la scena del crimine sono arrivati il criminalista Luca Chianelli, i suoi collaboratori del Centro di Investigazioni Scientifiche e il medico legale. Dalla valutazione degli esami tossicologici, dalle impronte digitali, dalle tracce di DNA arriveranno ulteriori elementi per chiarire la dinamica di quanto è accaduto. Resta il mistero del movente che ha scatenato la violenza inaudita. Al vaglio degli inquirenti i documenti contabili e le dichiarazioni di parenti ed amici. Al momento però il riservo sulle indagini è assoluto. Ancora droga, questa volta scoperta nel Vibonese, vediamo.
I carabinieri della provincia di Vibo Valentia si preparano ad affrontare questo fine settimana passando al setaccio il territorio in un'azione preventiva di contrasto alla criminalità, raggiungendo da subito significativi risultati. A Nicotera i militari della compagnia di Tropea hanno dato vita ad un servizio coordinato di controllo a largo raggio del territorio, coinvolgendo anche il personale specializzato del nucleo ispettorato lavoro di Vibo Valentia e del nucleo antisofisticazione e sanità di Catanzaro. Arrestato in flagranza Mario Carmine Gurzì, nicoterese di 59 anni, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari, durante una perquisizione domiciliare, gli hanno trovato in camera da letto circa 50 grammi di marijuana. Durante lo stesso servizio, in un terreno abbandonato di Contrada Casabianca, sempre a Nicotera, veniva rinvenuto un sacchetto in plastica con altri 650 grammi circa di marijuana, subito sottoposto a sequestro. Ma, come dicevamo, il controllo del territorio ha riguardato anche altri aspetti e così si è passati al controllo degli esercizi pubblici di Nicotera, tra cui un bar a pizzeria del centro con alimenti tenuti in cattivo stato di conservazione, un'agenzia di noleggio e vendita di autoveicoli, la cui titolare aveva installato impianti audiovisivi non autorizzati per il controllo a distanza dei lavoratori. Per tutti sanzioni. Ancora alla cronaca con una notizia che arriva dal Catanzarese, dove 8 componenti dello stesso nucleo familiare sono rimasti intossicati da monossido di carbonio, ma sono stati salvati dai medici del pronto soccorso dell'ospedale di Soveria Mannelli. Per 3 di loro però è stato disposto il trasferimento con l'eliambulanza nel centro specialistico di Palmi, sede della camera iperbarica, presidio fondamentale per la disintossicazione da monossido di carbonio. Gli ulteriori 7 casi, riferisce l'ASP, ha configurato un quadro probabile di intossicazione ambientale, per cui il medico di guardia del pronto soccorso ha allertato gli organismi istituzionali, il sindaco, l'ARPACAL, i vigili del fuoco, i carabinieri e gli uffici tecnici dell'ASP, sia per attivare urgenti iniziative protettive come ad esempio lo sgombero totale del fabbricato, ma anche l'individuazione della causa che ha determinato la contaminazione con l'eventuale successiva bonifica. Adesso vediamo i nostri 100 secondi di cronaca. 2 palazzi e una strada pubblica a rischio crollo sono stati sequestrati a Petilia Policastro nel Crotonese dai carabinieri forestali. Il sequestro è stato disposto dal Tribunale del Riesame di Crotone. La voragine, formatasi secondo i primi accertamenti, sarebbe stata causata dalla presenza e dalla fuoriuscita di acque sotterranee. Il sindaco ha ordinato lo sgombero d'urgenza dei fabbricati e la chiusura della strada. Sgominata dalla polizia una banda composta da cittadini dell'est europeo dediti a furti in appartamento, scippi e vendita di materiale contraffatto a Rossano nel Cosentino. I 4 a bordo di un'auto non sono fermati ad un posto di blocco. Dopo un inseguimento sono stati arrestati. Nel corso delle perquisizioni domiciliari scoperte armi da scasso e refurtiva, tra cui monili d'oro. Aveva nascosto 1700 lettere nel congelatore mai recapitate ai destinatari. Un portalettere dipendente di una società privata di Vibo Valentia è stato denunciato. A fare la scoperta i carabinieri di Cessaniti nel corso di una perquisizione domiciliare. La denuncia partita da un cittadino a cui la posta non arrivava da 2 mesi. Un 35enne crotonese è stato arrestato dalla squadra mobile di Reggio Emilia con l'accusa di essere uno dei responsabili di 2 rapine a mano armata compiute lo scorso 23 dicembre in città. Le indagini della polizia coordinate dalla procura emiliana. Lasciamo la cronaca e torniamo ad occuparci del rinnovo dei contratti della sanità, perché l'intesa siglata fra il governo e i sindacati, c'è un contratto che prevede un aumento medio di 85 euro e che in Calabria interessa migliaia di lavoratori. Sentiamo. Dopo le amministrazioni centrali e gli enti locali, con la sigla dei contratti della sanità si completa un altro tassello del rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione, fermo da quasi 10 anni. L'aumento contrattuale medio, lo ricordiamo, è di 85 euro, ma si arriva a 95 per gli infermieri in posizioni apicali. Un contratto che in Calabria interessa migliaia di lavoratori. Il sindacato unitario ha portato a compimento una trattativa impegnativa che ovviamente ha dato anche finalmente valore a quello che deve essere
il lavoro pubblico in Italia, perché riconoscere il contratto a migliaia di lavoratori del lavoro pubblico significa anche dare dignità e valore al lavoro pubblico. Ma la contrattazione, assicura Sposato, va avanti. Anche nella gestione della programmazione comunitaria bisogna riportare a contrattazione il sistema del modello contrattuale nell'ambito della gestione dei fondi europei. Abbiamo detto che anche lì il sindacato, le parti sociali, il partenariato deve nella cabina di regia recuperare un modello contrattuale che porti alla tracciabilità della spesa, perché c'è troppa illegalità diffusa, c'è la contrattazione d'anticipo che si fa sui grandi cantieri che serve anche per tenere fuori la criminalità organizzata dagli appalti, e quindi ecco perché è importante il ruolo del sindacato e il ruolo della contrattazione. Adesso ci spostiamo al Rendano di Cosenza, dove si è svolta la prima serata, prima delle 3 serate, scusate, del congresso d'inverno del distretto Lions 108YA. Vediamo. Serata inaugurale del congresso d'inverno del distretto Lions 108YA. Il teatro comunale Alfonso Rendano di Cosenza è stata la location dell'apertura della 7ª edizione del congresso, che rappresenta per il mondo dei Lions un passaggio importante di riflessione e confronto per la politica sociale e culturale che i club svolgono sui rispettivi territori all'insegna del motto We Serve. In particolare è l'evento strategicamente rilevante ai fini delle azioni da porre in campo nelle 5 aree programmatiche internazionali: vista, fame, ambiente, cancro infantile e diabete, prima della conclusione dell'anno sociale. L'occasione è stata molto attesa dai Club Lions di Cosenza, perché è stato annunciato un passaggio di consegna importante. Per la prima volta dopo 60 anni di attività lionistica, la carica di governatore distrettuale per l'anno sociale 2019-2020 sarà ricoperta da un suo autorevole rappresentante, l'ingegner Nicola Clausi, apprezzato professionista e membro impegnato a livelli alti nel mondo dei Club Lion. Il congresso ha visto la partecipazione di centinaia di soci provenienti da Campania, Basilicata e Calabria e la presenza delle massime autorità lionistiche d'Italia. Dopo la cerimonia d'apertura, la serata è stata allietata dal coro e l'orchestra del liceo statale Lucrezia da Valle di Cosenza. I lavori, presieduti dal governatore distrettuale del distretto 108YA, Francesco Capobianco, continueranno nei prossimi giorni presso il Teatro Garden a Rende. Adesso parliamo di sport con la sfida salvezza allo Scida fra Crotone e Spal. Zenga chiede ai suoi di provare a vincere fino all'ultimo secondo. Il derby calabrese invece in Serie C fra Catanzaro e Rende, mentre il Cosenza sarà impegnato in trasferta a Caserta e la Regina affronterà in casa il Trapani. Gianluca Pasqua, sentiamo. La voglia di vincere può anche giocare a brutti scherzi, ma alla fine dovrebbe pagare. Ne è convinto Walter Zenga, che non cambia di una virgola il proprio credo, nonostante la sconfitta di Benevento, e attende la Spal per una gara che in classifica vale doppio. Abbiamo preparato la partita, come ho detto prima, con grande attenzione, come facciamo di solito, senza guardare chi arriva e da come arriva. Questo è sempre il nostro atteggiamento. E il nostro atteggiamento è quello che abbiamo avuto a Benevento, correndo per 90 minuti, onorando la maglia e giocandocela fino alla fine, volendo vincere la partita a tutti i costi. In Serie C un altro turno in salsa calabrese, dopo Cosenza Regina ecco Catanzaro Rende, da una parte i giallorossi sempre alla ricerca di un'identità precisa e soprattutto di un piazzamento in linea con le ambizioni mai sopite, dall'altra i biancorossi di Trocini, quelli che, raggiunto l'obiettivo, avvertono il proverbiale appetito che vien mangiando, mai come stavolta una gara da tripla al Ceravolo, con i 2 precedenti stagionali in campionato e coppa che fin qui hanno annullato blasone e caratura, assegnando i 3 punti ai cosentini. Una squadra che oggi sulla carta è più forte di noi, perché ha quei 5-6 punti in più meritati, per l'amore del cielo, e quindi dobbiamo prenderla in questo modo qua. Non un derby, ma una classica Casertana-Cosenza, sintonia sugli spalti, rivalità e agonismo in campo. I lupi marciano con regolarità, ma sognano accelerazioni improvvise che consentano di tornare a scalare le posizioni della classifica. Difesa da registrare per mister Braglia, tecnico che affronta con filosofia qualunque imprevisto. Soluzioni ce l'abbiamo, noi non siamo abituati, almeno io non mi piango addosso, vuol dire che deve andare così. C'è poco da fare, è settimanale il problema con gli infortuni, specie quando inizia a piovere. Poi Camigliano gliel'ho detto anche ieri sera quando l'ho chiamato, e deve iniziare a farsi rispettare un pochino di più, perché 2 partite o 3 che ha fatto noi ha preso 2 legnate in faccia. La squadra ha una sua fisionomia, andiamo avanti come stiamo facendo. In questo momento non c'è motivo di cambiare.
Al Pinto senza timori dunque, per un Cosenza che, come dice il tecnico dei Falchetti, D'Angelo, merita rispetto. Con l'avvento dell'allenatore hanno fatto grandi cose e stanno recuperando, e secondo me è una di quelle squadre che poi ai playoff dirà la sua sicuramente. Regina, ancora arbitro della zona playoff, al Granillo e di scena il Trapani, squadra che punta il Catania ma deve guardarsi anche alle spalle. Gli Amarantoni Maurizi hanno imparato a soffrire, adesso forse è il momento di osare. Tutte e due le squadre abbiamo assenze, però giochiamo contro una squadra molto buona, è la seconda difesa del campionato e ha buoni calciatori sulle punizioni e quindi sulle palle inattive, sono molto pericolosi, però noi stiamo bene, abbiamo lavorato questa settimana molto bene per prepararci a fare una grande partita e vogliamo sicuramente riscattare la prestazione dell'andata. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Benvenuti nello spazio delle previsioni del tempo a cura dello staff di Meteo in Calabria. Dalla sinottica si nota l'ammasso di aria gelida che nelle prossime ore farà il suo ingresso nel continente europeo. Sull'Italia le prime avvisaglie di quest'ondata di freddo si avranno con l'entrata di isoterme fino a meno 10 gradi a 850 hectopascal già nelle prime ore della domenica e a partire dalle regioni del nord-est. Andiamo a vedere le previsioni in dettaglio per le prossime ore in Calabria. Domenica mattina avremo un graduale aumento della nuvolosità con piogge deboli e a macchia di leopardo su buona parte della Calabria, eccetto Ionio, Crotonese e Tirreno Reggino, dove i cieli saranno poco o parzialmente nuvolosi. Dal pomeriggio assisteremo ad una recrudescenza dei fenomeni, con l'arrivo di piogge moderate, localmente anche di forte intensità, su tutto il territorio. La quota neve si attesterà sui 900.000 metri su Monti del Pollino e a quote di medio-alta montagna su Serre Aspromonte. Sulla Sila il limite delle nevicate può essere indicato inizialmente sui 1200-1300 metri, con graduale calo a partire dalla serata. Temperature in ribasso. Andiamo ora a dare uno sguardo invece al comportamento dei mari e dei venti. Domenica i venti saranno deboli da est-sud-est su Tirreno, con mari poco mossi. Sullo Ionio i venti spireranno moderati da sud-sud-est sui bacini centro-meridionali, con mari che risulteranno mossi, da nord sul Golfo di Taranto, con mari tendenzialmente poco mossi. Prima di salutarci vi rinnovo l'invito a consultare il nostro portale online all'indirizzo www.metoincalabria.it, nonché la nostra pagina Facebook all'indirizzo facebook.com/metoincalabria, dove potrete interagire direttamente con lo staff di Meteo in Calabria. Bene, anche per oggi è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento. Bene, anche per noi è tutto, non ci sono ulteriori aggiornamenti, io mi fermo qui, vi ringrazio per averci seguito e buon weekend, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.